Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Apro per sdrammatizzare un poco, siccome io provengo dalle Proloco, perché le Proloco, Sapori Proloco fanno questa cosa. Adesso avremo modo di capire quali sono i percorsi su cui possiamo magari lavorare, trovare anche tutta una serie di agganci che riguardano quello che noi già facciamo nel territorio, legandolo alla tipicità, alla salvaguardia del prodotto, agli obiettivi che ci siamo dati, magari agli aspetti economici, a tutte quelle cose che poi attraverso Sapori Proloco vogliamo portare anche. Di conseguenza una progettualità che deve poi trovarci noi come movimento Proloco a livello regionale, ma nel dare anche risposte concrete, anche di partnership e di valorizzazione, chiaramente in un progetto e un modello da costruire, non c'è una cosa definita su quant'altro, ecco, anche perché dopo il mio intervento ci sarà quello conclusivo e poi ci aspetta tutta la bella visione dei piatti, di conseguenza la parte finale anche quella gustativa, insomma, ecco. E di conseguenza l'idea qual è? L'idea è quella di perseguire un progetto sull'autenticità delle sagre. Come diceva all'inizio il Presidente Pezzarini, noi abbiamo già un protocollo siglato con l'UNPI nazionale, con la FIP, per quanto riguarda la sagra autentica. È un protocollo in 7 punti che stabilisce quali sono i criteri di autenticità e quali sono poi i presupposti su cui muoverci in un ambito nazionale, in armonia con i prodotti, con le attività economiche e anche con gli aspetti di valorizzazione dei prodotti e delle tipicità del luogo. Di conseguenza la sagra autentica può diventare un progetto da costruire insieme alle Proloco, lo dico e lo affermo, nel senso che la Proloco territoriale, la Proloco nel proprio comune, nel proprio paese, nella propria frazione, diventa testimone di questo che diventa un attore importante, non è una parte finale in cui qualcuno gli impone qualche cosa, ma diventa per se stessa il soggetto su cui costruire la vera autenticità della sagra, mutuando nelle sagre procedure già testate dall'osservatorio. Abbiamo prima sentito, ci sono una serie di metodologie che ci permettono di capire in che maniera possiamo andare a scoprire e vedere quali sono le questioni, sviluppando l'attività secondo i principi dell'accordo FIPL-UNPI, come dicevo prima, e i 7 punti del manifesto delle sagre autentiche. Questo lo teniamo sempre a citare, perché da questo presupposto possiamo poi partire per capire quali sono le cose che vogliamo andare un po' più in grande, per poter anche trovare soddisfazione maggiore nel lavoro che facciamo, visto che lo facciamo per grandissima parte da volontari. L'altro aspetto, e scusate che ho fatto il contrario, eccoli qua. Quali sono gli obiettivi che dobbiamo perseguire? Gli obiettivi sono chiaramente quelli di costruire degli indicatori delle buone pratiche, come riuscire a valutare l'autenticità della sagra del Friuli, produrre documenti tecnici che servono a ispirare la redazione di una normativa regionale di tutela delle sagre autentiche. Ossia, l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di avere anche una serie di norme che ci permettano di stabilire quali sono le cose che facciamo noi e quali sono, in che maniera le facciamo, ragionandoci con gli enti regionali e quant'altro. Di conseguenza anche un obiettivo che diventa nobile nell'avere la patente di quello che è il lavoro che noi facciamo. Precisare il ruolo di sagre autentiche nei processi di sviluppo delle comunità di riferimento, ossia moltissimi di noi, e qui sono chiamati oggi, nel proprio territorio, nel proprio piccolo comune, sono l'espressione autentica di quello che è la valorizzazione di un prodotto. Noi attraverso questo, che significa essere dentro la comunità locale, siamo dentro questo e di conseguenza individuare a livello regionale da almeno 5-6 manifestazioni per poter andare ad analizzare quali sono tutte queste azioni che vogliamo mettere in campo in un progetto che deve partire da adesso e poi continuerà nel tempo dell'arco del 2014. Allora, la prima sfida che abbiamo messo, che abbiamo scritto, qual è? È quella di caratterizzare il profilo degli ospiti, ossia riuscire a capire gli ospiti che vengono alle sagre
e di conseguenza che vengono tutte le manifestazioni. Secondo, i stili di vita, i consumi culturali, i modelli di gestione del tempo libero, la scelta delle mete dei viaggi e delle vacanze. Ossia, dobbiamo capire chi viene e che cosa fa lì in quel contesto, perché in questa maniera possiamo anche dare una risposta a quel. Se non capiamo perché uno viene lì, non capiremo mai il perché e le risposte che dobbiamo dare. Dobbiamo andare a vedere la sensibilità verso i programmi di valorizzazione agroalimentari tradizionali e le loro abitudini alimentari, ossia tutti questi processi che fanno venire queste centinaia di migliaia di persone dentro le cose devono essere visti, studiati, analizzati e capiti, e devono essere anche valorizzati, perché diventa importante che quel processo di valorizzazione del prodotto tipico che prima sono stati citati diventano effettivamente abitudini alimentari, diventano anche fattore economico. La valutazione dell'offerta gastronomica delle sagre, intercettate e misurate sulle criticità, la loro soddisfazione verso i servizi utilizzati, ossia dobbiamo anche avere la capacità di capire quali sono queste questioni, anche sotto gli aspetti negativi, perché se analizziamo anche alcuni aspetti negativi delle operazioni che facciamo, riusciamo a valutare sia la parte positiva sia la parte di soddisfazione dell'utente. Dove ci sono insoddisfazioni, chiaramente dobbiamo per forza dare una risposta. La seconda sfida è l'arte culinaria e i legami delle pietanze tradizionali con il territorio, ossia dobbiamo per forza monitorare i processi di preparazione delle pietanze tradizionali secondo la ricostruzione filologica delle ricette. Ossia, l'abbiamo scoperto in questa ricerca che abbiamo fatto, che esiste il catalogo dei beni materiali, ossia il Ministero e di conseguenza tutti gli enti successivi che controllano questa filiera catalogano i beni materiali, e di conseguenza possiamo anche noi andare a scoprire quali sono le cose che stiamo perdendo, ricostruendo queste cose che stiamo perdendo, che significa che non è solamente il palazzo, la strada, la via, ma significa anche questo bene immateriale che è una ricetta, che è un bene, che è un prodotto. Dobbiamo valorizzare le relazioni di scopo con la ristorazione commerciale. L'abbiamo già sentito questo dibattito, ce lo ripetiamo sempre fra di noi, però dobbiamo sempre tenerlo in debito conto. L'abbiamo ripetuto anche all'incontro sulla presentazione del piano del turismo. C'era un nostro amico di una Proloco che ha citato il fatto che lui fa quella manifestazione con un prodotto tipico, però poi quel prodotto tipico per tutto l'anno non si trova più nel suo stesso comune, nel stesso paese. Di conseguenza questa collaborazione è fondamentale perché fa poi salvare il prodotto e l'approvvigionamento degli alimenti tradizionali. La cooperazione significa sviluppare con i produttori trasformatori filiere di prodotti, economia in questa regione che resta. Di conseguenza la parte finale, la qualità e la sicurezza degli alimenti offerti nelle sagre, le analisi chimiche, le analisi chimico-fisiche delle pietanze, il loro valore nutrizionale, la qualità, la sicurezza e la salubrità. Ossia dobbiamo avere chiaramente non paura di questo, perché solamente essendo trasparenti ed essendo completi riusciamo a dare una grande risposta. La terza sfida è quella di aprirsi, ossia quella che nei nostri territori dobbiamo riuscire ad aprirci. Non possiamo pensare che la sagra fine a se stessa, la manifestazione che raggruppa queste cose, finisce lì. Ha bisogno di un forte radicamento nel territorio, e questo lo si fa con la scuola, non lo si fa solamente con termini che non esistono, ma esiste la scuola e nel paese esiste la scuola di primo e di secondo grado. La Proloco può chiaramente collaborare con le scuole primarie e secondarie, condivide nelle sagre le esperienze di formazione curriculare, può fare delle pratiche di laboratorio, può centrare sul corretto uso alimentare, cosa che già molti comuni e moltissime amministrazioni fanno, sull'educazione alla salute e all'evoluzione delle comunità locali. Ossia, oggi noi ci sono partecipiamo a moltissimi progetti sul merende sane. Ecco, ci sono tutte queste forme, queste cose che permettono anche di radicare la conoscenza del prodotto che non c'è più. C'è un dibattito che coinvolge moltissime amministrazioni che seguono questo aspetto della ristorazione, in cui si perdono i piatti della tradizione per raggiungerci piatti di orientamento anche non nazionale, di conseguenza cose di questo genere, in cui invece bisogna poi radicarli. Per noi a livello regionale chiaramente diventa importante quello che in parte già facciamo, la comunità di pratica con i licei, gli studi tecnici professionali, dove si dà forza in particolare al contesto professionale e in questa maniera si riescono anche a sviluppare aspetti che permettono di avere forti risposte economiche.
Quali sono i criteri su cui addivenire alla scelta di queste cose? È chiaro che per scegliere le sagre come partner del progetto bisogna studiare una collaborazione territoriale, che siano diffuse in maniera per quanto la riguarda tutta la regione, che non siano grandi ma che siano equilibrate, che siano sia piccole, che abbiano contesti vari e generali, che abbiano anche interessi per vedere se in quel paese, in quel posto c'è un interesse turistico, se ha delle affinità per attività culturali, per attività linguistiche, ossia se in quel territorio ci sono all'interno di queste manifestazioni o riferite al tipo specifico, c'è un riferimento legato alla stagionalità del prodotto e al periodo di svolgimento, ossia tutte queste caratteristiche devono essere viste per poter addivenire all'individuazione di un panel di soggetti da individuare. Le radici storiche della sagra, noi ogni tanto leggiamo la 60ª, 50ª, 80ª, 30ª manifestazione di quel tipo. C'è una tradizione che sta scomparendo, ma resta il nome, scusatemi, il prodotto sta scomparendo e la sagra resta, è quella dei gamberi. Di fatto i gamberi di fiume non ci sono più, però le manifestazioni dei gamberi siamo pieni. Perché? Perché la nostra acqua permetteva nel tempo passato ad avere i gamberi, oggi non più. Manteniamo questo, che significa identità del luogo, significa la tipologia dei prodotti e le pietate tradizionali offerte, ossia legandolo questo anche alle cose che facciamo, il sistema di preparazione, ossia come facciamo e come cuciniamo e in che maniera somministriamo. Di conseguenza tutta questa filiera di collaborazione con i ristoratori, con i produttori commerciali deve permetterci di poter essere forti e di poter avere anche un legame dall'altra parte, una forte caratteristica di ricaduta economica. E poi le caratteristiche finali della Proloco, ossia il partner del progetto deve condividerlo questa questione qua. Ecco perché ci sono qui presenti molti presidenti di consorzi, moltissime Proloco che hanno nel loro DNA un prodotto e una specificità chiara, perché attraverso la condivisione di questo progetto possiamo chiaramente avere un aspetto di risposta a quello che pensiamo di poter fare. Ecco perché ci troviamo qui. Non è solamente per il piacere di ascoltare me o gli altri, ma quella di dare una risposta anche al futuro dentro Sapori Proloco ai progetti che portiamo, perché ogni giorno a Sapori Proloco elenchiamo i 98 tipi alimentari, i prodotti e le prove che ci sono, e ogni volta vediamo che scopriamo qualche cosa di nuovo, e questo è il piacere di essere qui. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.